Vieni a Matera, è ovvio che salverai questo video per sapere dove mangiare la miglior cucina tipica. Parliamo del primo ristorante nato fra i sassi di Matera circa 35 anni fa e che sorge in questa location a dir poco stupenda. E c'è anche questa suggestiva terrazza panoramica. Ho scelto il menù degustazione ed ho iniziato da una serie di antipasti della tradizione. Uno più buono dell'altro e non può mancare un assaggio dei peperoni cruschi. A seguire le orecchiette con pomodorino fresco, salsiccia pezzente e funghi cardoncelli. Capocollo cotto a bassa temperatura e laccato al miele con scarola, una carne che si scioglieva. Poi un fuorimenù, il raviolo liquido con pecorino di moliterno e tartufo. E anche un secondo extra, le ribs con fondo bruno, la carne che solo a guardarla si staccava dall'osso, una cosa pazzesca. Si chiude con la mousse di ricotta, cioccolato e fichi su biscotto croccante. Da Austin Matera il menù degustazione costa 38 euro. Il locale è anche pizzeria, nominata tra le eccellenti della Basilicata. Austin da non perdere a Matera. Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata pomeridiana della Guerra in Memoria. Abbiamo con noi Maurizio Scillitani e Giovanna Di Stefano, che saluto. Buonasera a tutti, grazie di averci invitato. Ciao Enrico, grazie per l'invito e un saluto anche a Giovanna. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. E allora io direi, se il nostro amico regista Donato è pronto, di mandare la sigla specifica della trasmissione e poi cominciamo il nostro incontro. Grazie. Allora, prima di ogni altra cosa, io spero che Maurizio abbia guardato con attenzione la sigla. E perché? Perché io e Donato abbiamo deciso di fargli un regalo. Oggi è il suo compleanno, lui cercava di tenerlo ovviamente segreto, nascosto, ma noi ci conosciamo e lo sapevamo benissimo. E quindi abbiamo deciso, io e Donato, di cooptare nella redazione di questa trasmissione anche Maurizio, che quindi da questo momento in poi fa parte del gruppo redazionale, quindi potrà in qualsiasi momento chiamarmi, suggerirmi temi, collaborare a tutti gli effetti con la trasmissione. Benvenuto Maurizio, hai visto che bel regalo ti abbiamo fatto? È un regalo o è una punizione? No, assolutamente, grazie per esservi ricordati del mio compleanno. La barba bianca appunto testimonia che gli anni sono tanti, non si dicono mai, ma sono tanti, anche troppi. E comunque grazie anche per questo regalo, perché insomma è testimonianza di fiducia e quindi come tale io l'accetto, per cui grazie. Tutti i regali vanno accettati, questo poi fa comunque piacere, ancora più piacere di altri.
Grazie. È vero, i regali vanno accettati, chi non accetta i regali non li merita. E, no, noi pensiamo che il tuo contributo sarà sicuramente importante, perché hai la capacità di avere uno sguardo complessivo sulle realtà contemporanee, anche sulle difficoltà del presente, e quindi abbiamo pensato di fare questa cosa senza dirtelo, però, ovviamente. Allora iniziamo la trasmissione. Il titolo della trasmissione è "A che serve la guerra?". Però a che servono le guerre? Ecco, però il titolo più giusto sarebbe stato, il sottotitolo più giusto sarebbe stato "A chi servono le guerre?", perché era di questo che volevo parlare, però ovviamente capita a volte che si pensa a un titolo e poi si pensa che sarebbe stato meglio un altro titolo. A chi servono le guerre? Questo è il tema di questa trasmissione. Servono a chi? Agli stati che le fanno? Sicuramente no, perché alla fine della guerra sono distrutti sia lo Stato vincitore sia lo Stato sconfitto. Servono ai popoli? E ancora meno, i popoli soffrono tutti, sia quelli delle nazioni vincitrici sia quelli delle nazioni sconfitte, anche se poi molte volte le guerre finiscono e i veri sconfitti non sono quelli che vengono definiti tali. Gli sconfitti e i vincitori sono due categorie molto generiche. Le guerre servono a delle entità sovranazionali che non hanno una patria, che non hanno un'appartenenza e che guadagnano da queste guerre. A questi servono. E quando si dice questo, normalmente si pensa alle industrie che producono le armi, il che è vero, ma non solo, ci sono molte altre industrie che guadagnano dalle guerre. Nella guerra dell'Iraq, per esempio, l'industria che ha guadagnato più di tutti è stata quella che si è occupata della logistica, perché chiaramente curare, portare l'abbigliamento, portare l'alimentazione, il cibo a centinaia di migliaia di militari è stata un'operazione costosissima e con un lucro tra l'altro enorme, perché comunque le materie prime in questo caso costano molto meno di un missile o di un drone. Quindi a questi servono le guerre, certamente non servono ai popoli, e quindi i popoli devono saperlo questo. Quando si prepara una guerra cominciano i lavaggi del cervello. Ci sono sempre stati, ci sono stati prima della prima guerra mondiale, prima della seconda guerra mondiale, ma noi dobbiamo avvertire i nostri amici, quelli che ci ascoltano, tutti quelli che conosciamo: signori, state attenti, perché questi sono pretesti, sono argomenti pretestuosi. I popoli non ci guadagnano niente dalle guerre, non ci guadagna niente nessuno, solo queste entità, direi, malefiche. Io queste cose non le dico da ora, le dico da sempre, da molto prima dei fatti che stanno accadendo ora, e difatti adesso prego Donato di preparare un video che consiste in questo, in un'azione che io ho fatto in una rassegna organizzata nel 2023 da Costanzo Ioni, il grande poeta napoletano che ci ha prematuramente lasciato. Questa rassegna si chiamava Sotte bombe in napoletano. Quindi a Napoli sono tanti anni che pensiamo a contrastare con quel poco che abbiamo a nostra disposizione le guerre. Io adesso prego Donato di mandare in onda questa mia azione e poi dopo la parola passa direttamente a te, Maurizio, che commenterai le cose che ho detto e aggiungerai le tue considerazioni. Spero che Donato sia pronto e che possa mandare in onda questa azione che si chiama quando è guerra venture, ne contano feriti e lotte, e non vogliano i pannelli.
Quando è guerra per tutti, per quelli che sono andati, per quelli che sono tornati e per quelli che sono rimasti. Non si vede le voci e ne vengono ricompilate, fa accarezzare il terreno dell'arte, con discorsi impostati e Quando è guerra per tutti, per quelli che hanno lottato, per quelli che hanno sperato e per quelli che hanno voltato le spalle. sulle mani un dolore chiaro, ma com'è? Con che cade luce, ma com'è? Con che cade luce, il tempo non è più che Quando è guerra per tutti, per quelli che hanno ricominciato a cercarsi, per quelli che si sono ritrovati e per quelli che si sono perduti. L'hanno messo sempre di lato, come fosse munnizza e cato, chi sta terra ricondannata. Quando è guerra per tutti, per quelli che hanno vinto, per quelli che hanno perso e per quelli che sono rimasti a guardare. Ma per male sono denari, cacciare, cielo, mare, ma com'è? Con chi cade luce, ma com'è? Con chi cade luce, il tempo non è più che le da chi siamo di serpenti e lupi e girando l'arma di Caino nella vivo vestito. Quando è guerra per tutti. Quando è guerra per tutti. Dedicato a Willy Sant'Angelo. Allora intervengo io direttamente, mi dai carta bianca in questo senso. Senti, io dico una cosa, innanzitutto molto bello l'intervento, molto emozionante, quindi è molto comunicativo, per cui vabbè, questo non devo dirtelo io. Mentre voglio fare qualche riflessione un po' su quello che stiamo vivendo in questo periodo, nel senso che secondo me stiamo dando troppo spazio alla guerra. Nel senso che la pace l'abbiamo proprio lasciata a semplice conversazione da salotto. Anzi, abbiamo quasi timore, quasi una ritrosia a parlare di pace, no? Quasi a pronunciare proprio la parola pace. Nel senso che di fronte a noi, no, siamo circondati dalla guerra, la cosa più naturale sarebbe essere inondati continuamente dalla ricerca e dalla parola pace, e invece no. Alla guerra noi rispondiamo e sentiamo parlarci continuamente addosso di altra guerra. E questo già di per sé, proprio terminologicamente parlando, è qualcosa di apparentemente incomprensibile. Cioè, se parliamo di guerra, la sua antitesi naturale è la pace. E invece noi vogliamo continuare, cioè vogliamo contrastare la guerra pensando ad altre forme di interventi armati.
E questo ovviamente, ripeto, è qualcosa di strano, apparentemente strano, ma direi quasi di illogico. C'era ecco, leggendo alcuni testi, eccetera, c'era il premio Nobel peruviano, il premio Nobel del 2010, Mario Vargas Llosa, no? Che diceva come spesso i pacifisti, ed è questa una delle annotazioni che molto spesso da molti vengono adotte quando qualcuno inizia a parlare di pace, è che i pacifisti in realtà non lottano per la pace, questo lo diceva appunto Vargas Llosa, ma si caratterizzano per l'odio verso gli Stati Uniti o il sistema occidentale. Tutto viene ricondotto a questa situazione. Insomma, i pacifisti si schierano al fianco del dittatore di turno, perché Vargas parlava e usava queste frasi quando c'era in atto l'azione contro Gheddafi e contro Saddam. Oggi le stesse parole sono utilizzate quando si parla di pace, parlando appunto della situazione ucraina o magari di quella medio orientale. Quindi il pacifismo viene spesso, come dire, confuso, viene a sovrapporsi a una visione anti-occidentale che poi di fatto lo mette in un angolo, no? Tutti quanti dicono, vabbè, ma tu parli così perché sei contro l'Occidente, sei contro la politica trampiana piuttosto che degli Stati Uniti. No, invece no, cioè nel senso parlare di pace, soprattutto oggi, è tutt'altro, nel senso la pace e la giustizia non sono termini che devono necessariamente contrapporsi a qualcosa, sono valori e termini per i quali bisogna assolutamente combattere in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione, soprattutto in un momento di crisi internazionale come quello che stiamo vivendo. Quindi la mia riflessione è soprattutto rivolta ai giovani. Noi abbiamo riscoperto il ruolo dei giovani che si sono riavvicinati alla politica grazie anche al referendum della scorsa settimana, no? Abbiamo letto su tutte le pagine dei giornali come sia stato da quelle che sono i conteggi dei voti, insomma le analisi che sono state fatte sul voto referendario, come i giovani abbiano avuto nel bene o nel male, ora indipendentemente da come uno poi vedeva o valutava la situazione, però di fatto i giovani sembrano aver avuto un ruolo importante, si sono in qualche modo riappropriati di qualcosa da cui si erano precedentemente allontanati. Quindi la mia riflessione, il mio invito è proprio rivolto ai giovani. Ripensiamo a questo, come dire, a questa assuefazione alla guerra. Anzi, più che ripensiamo, non accettiamo questo racconto, questa narrazione che ci viene fatta continuamente, che alla guerra bisogna rispondere con altra guerra. È totalmente illogico e non porta nulla di buono. Io mi fermerei per il momento qui, poi magari Sì. continuiamo su questo versante, se volete. Benissimo, benissimo, benissimo. E allora io adesso introduco la nostra ospite d'onore, Giovanna Di Stefano. Lascio a te la parola, dici quello che vuoi sulle cose che abbiamo detto e poi presentaci questo testo che ci vuoi leggere. Sì. Giovanna. Sì. Beh, io vorrei dire che sono d'accordo che che i giovani si diano da fare, perché il futuro è loro, perché noi bene o male abbiamo vissuto, ma loro hanno un futuro davanti e devono fare in modo con la pace di andare avanti. E questo comunque vi leggo le conseguenze della guerra. Questo è tratto dal libro di una mia amica autrice, molto brava, ha scritto una quindicina di libri, che si chiama Maria Teresa De Donato, è italiana ma vive nel Texas, ed è autobiografico, tratto da Mio padre Vincenzo, Angelo e Demone. Accettare di avere un problema legato ai traumi di guerra, oggi identificato come disordine da stress post-traumatico,
che lui tentava di gestire e nascondere con l'alcol e cercare invece l'aiuto professionale di cui avrebbe avuto bisogno. Avrebbe sicuramente facilitato la guarigione, consentendo a noi tutti, ad iniziare da lui, di vivere una vita felice e serena, in quanto c'erano tutti i presupposti perché ciò si verificasse. Prima di continuare, apro una breve parentesi sulla guerra. Non esistono, a mio avviso, vincitori in guerra. Sia i vincitori ufficiali, sia i vinti, sono tutti, in un modo o nell'altro, dei perdenti, a prescindere da quello che possa apparire a prima vista. All'età di 12 anni, durante gli anni trascorsi in Liguria, in cui mio padre andava spesso in bicicletta lungo tutta la riviera, in un'occasione fu sorpreso da pesanti bombardamenti aerei a tappeto degli alleati anglo-americani contro le forze armate tedesche che avevano occupato la regione. Essendo stato colto di sprovvista mentre attraversava una zona di campagna, mio padre si rifugiò sotto un albero dove si nascose insieme alla sua bicicletta per non essere visto dai piloti. Non sapremo mai se i piloti inglesi o americani, pur avendolo visto ed essendosi resi conto della sua giovane età, abbiano voluto risparmiarlo o se proprio non lo videro. Resta il fatto che, malgrado l'intensità dei bombardamenti che ebbero luogo nei successivi 10-15 minuti, gli unici che sopravvissero a quegli eventi furono proprio l'albero, Vincenzo e la sua bicicletta. Sapendo quando mio padre amasse andare in bicicletta e coscienti dei pesanti bombardamenti che avevano appena avuto luogo, appena questi ultimi cessarono, i familiari andarono a cercarlo dappertutto, sperando e pregando che non gli fosse successo nulla e che avesse trovato un luogo in cui nascondersi. Dopo ore di ricerche ritrovarono mio padre in stato di shock, abbracciato al tronco dell'albero, mentre si inghiozzava disperatamente. L'intera area era stata completamente rasa al suolo e lui era l'unico superstite. Questo fu sicuramente l'episodio legato agli anni della guerra che più traumatizzò mio padre, che spesso lui stesso ci raccontò. Il suo conseguente disordine da stress post-traumatico ed alcolismo, inutile dire, affondavano le radici proprio lì. Ogni volta che parlava di quell'esperienza, i suoi occhi si riempivano di lacrime e il suo volto cambiava espressione, una chiara indicazione che già solo il ricordo di quell'evento glielo faceva rivivere. Improvvisamente il tempo si fermava e lui era di nuovo lì, in Liguria, a 12 anni, sotto l'albero con la sua bicicletta, ad abbracciare il tronco dell'albero, singhiozzando, mentre una pioggia di bombe riduceva tutto in cenere. L'esperienza dei bombardamenti aerei lo aveva portato anche a non tollerare assolutamente i rumori e quando più questi ultimi erano forti, tanto più forti lo erano le sue urla. Urlava a tutti coloro che ne provocavano, urlava di tutto e di più, ma le sue urla erano in realtà, benché in pochi ce ne rendessimo veramente conto, urla disperate di chi cercava di far placare i rumori, quelli dei bombardamenti aerei che la sua anima non riusciva a dimenticare. Tutta la nostra sofferenza, di cui mi sono chiesta per molti anni a cosa sarebbe servito, forse ha avuto e avrà anche e soprattutto in futuro proprio questo scopo, l'aver compreso certe dinamiche ed essere quindi potenzialmente in grado di aiutare coloro che hanno vissuto la guerra o qualsiasi altra situazione che abbia provocato in loro profondi traumi fisici, mentali e psichici, ad uscire dal tunnel iniziando con l'acquistare consapevolezza che la possibilità di guarire e di riprendere il controllo della propria vita esistesse davvero. Per tornare all'inferno, io ho conosciuto insieme ai miei familiari le vere fiamme dell'inferno, sofferenze, lacrime, giornate e nottate passate a piangere, a disperarmi, senza trovare alcuna spiegazione del perché fossimo condannati a vivere quegli eventi traumatici che avrebbero non solo rovinato la nostra infanzia e adolescenza, ma anche segnato
in modo o nell'altro, noi tutti per sempre. Pensare all'immenso potenziale di mio padre in quanto a bellezza, cultura, signorilità, intelligenza, senso dell'umorismo, passionalità, tanta sensibilità e tanto calore umano, e del suo profondo, sconfinato amore per mia madre e per noi figli, che manifestava nei momenti di lucidità e di serenità, con tanti pensieri gentili, tante accortezze ed un atteggiamento molto protettivo, testimoniare il suo altruismo e la sua generosità e prontezza ad aiutare gli altri, al tempo stesso vederla abbandonarsi completamente ai fumi dell'alcol, in un atteggiamento non solo rinunciatario, ma peggio ancora, altamente distruttivo. Era troppo per me, troppo penoso di poter accettare, mi faceva star male e non riuscivo a starmene con le mani in mano, senza far nulla né dire nulla. Tutte le mie discussioni, i miei scontri, quando non addirittura furibondi litigi con mio padre, paradossalmente scaturirono sempre proprio dall'infinito amore e dalla grande ammirazione che avevo per lui. Grazie. Sono 2 pagine di questo libro autobiografico della mia amica che parla appunto delle conseguenze della guerra. Ecco, io direi che non dobbiamo arrivare a quelle conseguenze, perché noi dobbiamo Ci sono. come dire, essere portatori di valori che siano in grado di non giungere appunto a quelle drammatiche conseguenze di cui tu ora ci hai dato insomma, hai letto, insomma, che ci hai raccontato nel vissuto di questo genitore, di questa persona che appunto ha vissuto l'esperienza drammatica della guerra. Noi dobbiamo, e siamo ancora probabilmente, ci auspichiamo, nella condizione, nella possibilità di anticipare questa fase, cioè di non arrivare ad una situazione di quel tipo, e quindi anticipando i tempi, ma soprattutto crescendo nella consapevolezza che la pace è una strada possibile, faticosa ma possibile. Possiamo appunto costruirla e fare in modo che non si arrivi a conseguenze di altro tipo. Queste pagine che hai letto, Giovanna, Sì. lasciano senza fiato. E pensa alla mia amica che l'ha vissuto una vita, come una guerra può trasformare una persona. Sì. Una persona intelligente, con tante capacità, però arrivava sempre questo, perché rimane dentro. Sì. 12 anni, rimanere l'unico. Cioè. È una testimonianza importantissima, perché ci aiuti a dire quello che stiamo cercando di dire. Io nei giorni scorsi ho postato la locandina di questa trasmissione su centinaia di gruppi, penso che l'avrete visto, e devo dire che moltissime persone, moltissimi commenti sono stati tutti quanti positivi, nel senso che ci hanno detto: andate avanti, continuate. Io sopra avevo scritto: noi continuiamo, forse non servirà a niente, però noi continuiamo lo stesso. E moltissimi commenti. Veramente questa volta la locandina ha raggiunto numeri di consensi molto importanti. Questa tua testimonianza, spero, ma noi poi facciamo girare la trasmissione, spero che venga ascoltata da tutti, perché veramente il miglior antidoto alla guerra è farne vedere gli orrori della guerra. All'inizio c'è una frase in cui tu dici: io lei, la tua amica, l'autrice, dice: io incidentalmente voglio dire, se la riesci a recuperare e la leggi nuovamente, è proprio all'inizio, quasi dopo pochi righi. Incidentalmente. Qual è? Proprio all'inizio o a metà? No, dopo qualche rigo. Allora, posso leggere Incidentalmente dico che al di là aspetta, allora, tutto. Accettare di avere un problema legato ai traumi di guerra, oggi identificato come disordine da stress post-traumatico, che lui tentava di gestire, nascondere con l'alcol e cercare invece l'aiuto professionale di cui avrebbe avuto bisogno.
avrebbe sicuramente facilitato la guarigione, consentendo a noi tutti, ad iniziare da lui, di vivere una vita felice e serena, in quanto c'erano tutti i presupposti perché ciò si verificasse. Questa? Si No, riferisce a no, quella questo? in cui dici, indipendentemente da quelli che vengono definiti i vincitori ufficiali. Allora non esistono a mio avviso, questo qua? Non Sì, esistono a mio avviso vincitori in guerra, sia i vincitori ufficiali, sia i vinti sono tutti, in un modo o nell'altro, dei perdenti, a prescindere da quello che possa apparire a prima vista. Questo? sì. Si riferiva a questo? Io non conoscevo questo testo che sto conoscendo adesso, che sto ascoltando adesso per la prima volta, ma se tu ci hai fatto caso sono le stesse parole che ho detto io nel È mio vero. intervento. Non esiste il vincitore di una guerra, sono tutti perdenti. E quindi continuiamo a insistere e a far vedere l'orrore, la banalità e la stupidità della guerra. E proprio stamattina con i miei amici dell'associazione La Parola Abitata, associazione di poeti, abbiamo iniziato un'altra operazione. Abbiamo già fatto un video che penso avrete visto sicuramente, che ha circolato abbastanza, un video che si chiama Versus Contra. Adesso stiamo preparando dei collage poetici con immagini e cose che poi esibiremo nelle librerie napoletane, nei caffè letterari napoletani, sempre per sensibilizzare, per quel poco che possiamo fare, perché noi non è che abbiamo accesso chissà a quali canali, però quello che possiamo fare in questo momento dobbiamo farlo tutti. Sono d'accordo. Giovanna. Sono d'accordo. Sì. Ma io penso che Volevo- parlarne è molto importante parlarne, perché non sembra che ti ascoltano, perché io parlo moltissimo con la gente, cerco di convincerla, di far, perché nascondersi non serve, bisogna dire quello che si pensa, non è così? Io Sì. credo che siamo stati fin troppo, come dire, timidi nel parlare di pace. Ripeto, infatti, quello che dicevo inizialmente, abbiamo avuto quasi paura, cioè eravamo immediatamente, chi parlava di pace veniva subito immediatamente messo a tacere e messo in un cantuccio, tant'è che anche nelle trasmissioni televisive, nel mainstream, eccetera, nel racconto, nella narrazione, quelle poche persone che hanno usato la parola pace sono state subito messe poi in un cantuccio, sono state poi allontanate, no? Messe, molto spesso anche derise. Perché c'è la convinzione che la politica, siamo diventati anche qui tutti quanti esperti di politica internazionale, di geopolitica, tutti quanti ci riempiamo la bocca con questi termini, ci piace molto, a partire anche da me in alcuni casi. Dicevo, c'è la convinzione che la politica si debba sporcare le mani, questa è un'altra frase fatta che sentiamo molto spesso. Sì, vabbè, tu parli di pace, ma queste sono chiacchiere. La politica poi viene fatta anche con il sangue, deve essere fatta con il sangue. C'è la convinzione che la storia sia una storia di guerre. Cioè, se noi siamo abituati, aprendo il nostro manuale su cui abbiamo studiato, ci siamo formati all'università o nelle scuole superiori, è una successione ininterrotta dalle guerre puniche fino alla seconda guerra mondiale di accadimenti bellici. Cioè noi siamo stati abituati ad imparare la storia dell'uomo attraverso la guerra e ci siamo convinti che la storia sia soltanto quello. Invece no. L'uomo basa il suo vissuto sull'intrecciare rapporti e se non c'è collaborazione, pace, interesse reciproco, i rapporti non si creano. Quindi non è vero che la storia dell'uomo è una storia basata sulla guerra. Homo hominis lupus, no? Cioè l'uomo contro l'altro che assolutamente vuole prevaricare l'altro. Sì, certamente ci sono state delle situazioni, non è che bisogna come dire, nascondersi dietro una maschera e fingere di non vedere ciò che c'è.
intorno a noi, ma pensare che sia soltanto una storia fatta di guerre è assolutamente fuorviante, ci convince che la risposta alla guerra sia la guerra. Ed è quanto di più sbagliato si possa avere. Altrimenti la guerra israelo-palestinese si sarebbe risolta da chissà quanto tempo, perché se la guerra, i bombardamenti fossero la soluzione, dopo aver più che radere al suolo un intero territorio, che cosa si sarebbe dovuto fare? Voglio dire, in realtà la guerra genera nuovi odi, nuove tensioni. Quella guerra che viene definita anche dai nostri politici come ricerca di una guerra giusta e duratura è sbagliato, cioè perché nessuna di una pace giusta e duratura è sbagliata, perché nessuna pace poi in realtà è giusta, soprattutto per chi la subisce. E quindi diventa foriera di nuove tensioni, di nuovi conflitti. Per cui io credo che la riflessione debba essere fatta molto intorno a questo, anche perché è molto più facile, anche per chi prende le decisioni sopra le nostre teste, rispondere alla guerra schiacciando un tasto. Costruire la pace è qualcosa che costa lavoro, costa capacità. Bisogna lavorare per la pace. Per la guerra basta schiacciare un tasto e hai ottenuto il tuo obiettivo. È molto più semplice. La guerra è fatta dagli stupidi, da chi non ha capacità, da chi non ha visione, da chi non vede il futuro. E di questo dobbiamo essere profondamente convinti, ma non tanto noi con la barba bianca, quanto i giovani. Ed è per questo che i giovani devono farsi sentire su questa rivendicazione di pace. Non avere il timore di confrontarsi su questi termini, perché sono termini assolutamente legittimi, giusti e che ci proiettano verso un futuro. E sono gli unici termini su cui noi dobbiamo assolutamente insistere. Mi hai suggerito il tema per un'altra trasmissione. La pace, la guerra è fatta per gli stupidi. La guerra è fatta per gli stupidi. La pace è fatta per le persone intelligenti che sanno affrontare le difficoltà e che sanno che cos'è la fatica. Esatto. Ogni trasmissione che noi facciamo ci arrivano suggerimenti nuovi. Uno dei commenti oggi ha detto una cosa che finora in tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, ne abbiamo già fatte credo 4 o 5, non avevamo mai detto, c'era sfuggito. La prima vittima delle guerre è la verità. Ed è così. La prima vittima delle guerre è proprio la verità, perché poi durante la guerra si falsa tutto, inizia questa guerra secondaria parallela che è la guerra dell'informazione, e dopo la guerra i fatti che hanno portato a quella guerra non vengono più descritti in maniera veritiera, ma vengono descritti ad usum delphini, cioè secondo l'ideologia, secondo il pensiero e secondo le idee di quelli che hanno vinto. E quindi poi ricostruire la verità diventa uno sforzo enorme. La prima vittima delle guerre è la verità. Ringrazio chi ha fatto questo commento. Io poi purtroppo sto sempre in trasmissione e con l'occhio sinistro guardo i commenti, quindi non ricordo il nome, però mi è sembrato un commento molto indovinato, specialmente stasera. Io direi di fare un ultimo giro velocissimo, magari con un commento veloce, così ci salutiamo e diamo appuntamento alla prossima volta. Lasciamo per ultima Giovanna. Maurizio, io e Giovanna. Perfetto, allora, ma il mio ultimo commento, io continuo a insistere sul concetto di pace, quindi sulla necessità
avere il coraggio di parlare di pace. Attenzione, facciamo anche un'altra riflessione. Io definisco la politica attuale una politica un po' dicotomica, ma addirittura psicopatica, no? Perché se noi andiamo ad analizzare i discorsi, ad esempio quelli di Mattarella, no? Molto spesso Mattarella si fa portatore di questi valori, ovviamente il Papa, ma molti direbbero vabbè, ma è il ruolo, no? D'altra parte il Papa cosa dovrebbe dire se non parlare di pace all'Angelus la domenica alle 12 o in qualsiasi altra occasione? È il suo status quasi che lo impone. Però noi assistiamo poi nei giorni immediatamente successivi, nelle ore immediatamente successive, no? Alla maggior parte dei politici nazionali, ma anche internazionali, che approvano e danno grande risalto magari a questi discorsi, a queste parole. Lo ricordiamo in tante occasioni, no? Tutti quanti che si dichiarano ben consapevoli e ben consci dell'importanza delle parole utilizzate da questi personaggi. Però poi dopo qualche ora queste stesse persone, cioè questi politici, sono quelli che prendono le decisioni al Parlamento europeo piuttosto che in una seduta delle Nazioni Unite e finanziano nuove azioni di guerra. Dice, ma tu hai appena detto che eri lì pronto a come dire, a dichiararti per la pace, a giocare ogni azione possibile e immaginabile per la pace, e poi immediatamente dopo invece sei lì a come dire, finanziare nuove azioni di guerra. E la cosa secondo me ancora più grave è che spesso queste azioni vengono decise, anzi molte di queste azioni, diciamo di questi finanziamenti sono stati decisi a livello di Europa. Quell'Europa che è nata invece proprio in funzione della pace, cioè le istituzioni europee trovano il loro atto costitutivo in una speranza che è di pace. Quindi è ancora doppiamente grave e in qualche modo è un tradimento di quelle che erano le intenzioni dei padri fondatori dell'Europa, trovarsi oggi di fronte a certe invece azioni che noi poi subiamo in qualche misura. Per cui ecco, io invito veramente tutti a prestare molta attenzione a questa narrazione continua della ineludibilità della guerra come risposta alle guerre che sono in atto. Non crediamoci, non prestiamo il fianco a questa narrazione, ma ricerchiamo comunque tutte le azioni possibili per gridare a gran voce la necessità di pace. Io penso che i popoli europei siano abbastanza maturi da poter condividere pienamente quello che stiamo dicendo noi, quello che hai detto tu ora e che noi tutti condividiamo. E sarà molto difficile questa volta far ingoiare ai popoli europei una guerra, perché tutti i giorni ci sono centinaia di migliaia, milioni di persone che scendono in piazza contro la guerra. La mia considerazione finale è questa: noi continueremo a dire queste cose, costi quel che costi. Ho interrotto la programmazione normale di questa trasmissione e avevo 2 o 3 argomenti già pronti che mi avrebbe fatto molto piacere condividere, ma sono più contento così. Continueremo. Adesso non so ancora che cosa ci inventeremo per la prossima settimana, per la prossima puntata, ma continueremo e mi fa molto piacere vedere che ci sono molti commenti. Non siamo una Vox Clammans in deserto, cioè ci seguono, ci ascoltano e qualche piccolo spostamento verso la direzione della pace sicuramente lo stiamo facendo. E questo è il mio commento finale, però voglio che la trasmissione sia conclusa dalla nostra ospite d'onore. Io ho molta fiducia nella gente
E penso che Bello. parlarne serve, perché anche i nostri genitori, ad esempio, ne parlavano con noi della guerra, perché purtroppo l'hanno anche vissuta. Vabbè, io ho 70 anni, i miei erano del Novecento, i miei nonni dell'870. Loro parlavano delle guerre e quello che secondo me è mancato adesso è parlarne. Perché quando sento magari le nonne che mi dicono, ah, mia nipote dice no, non gli interessa, no, deve parlarne, perché voi avete vissuto in prima persona e devono ascoltarvi. Non devono usare i nonni solo come portafoglio per fare i regali. Cioè io su questo sono cattiva, bisogna parlarne e continuare a parlarne, soprattutto perché è il loro futuro, è il futuro dei giovani, è loro che devono pensarci a questo. Che le lotte si fanno e devono continuare a farli, perché non è che una cosa che tu riesci a ottenere poi l'avrai in eterno, non è vero, perché cercheranno sempre di riprendersela e tu continui a lottare per averla. La vita è una lotta continua e questo secondo me è fondamentale. Io ho fiducia nella gente, come vedo che ce l'avete anche voi, e parlarne è Sì, fondamentale. anche noi ce l'abbiamo, però mi sembra che tu ne abbia proprio tanta di fiducia nella Ma gente. io Speriamo, martello, guarda che io martello tantissimo. speriamo che sia contagiosa questa tua Io energia, ce la va metto bene? tutta, guarda. Io ce la metto tutta, anche quando facciamo spettacolo dobbiamo riuscire nei nostri Sì, intenti per far capire le cose. Magari con umorismo, ma ci devono arrivare. benissimo. Io direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori. Grazie. Grazie a Maurizio e a Giovanna e grazie a tutti, grazie a Donato, per carità, che ha la pazienza di seguirci, di mettere le sigle, i video, e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Alla prossima. Ciao a tutti, Grazie. buona serata. Ciao. Ciao, grazie.